Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Sicilia 24 Focus, il nostro spazio di approfondimento. Secondo l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, tra i più giovani in Europa il suicidio è la principale causa di morte, in particolare nella fascia tra i 15 e i 29 anni, la seconda in Italia dopo gli incidenti stradali. Parliamo, pensate, di 400 casi al giorno, 11 giovani che si tolgono la vita ogni giorno solo nel nostro paese. Sono dati angoscianti che spesso non vengono fuori se non per le statistiche, perché noi stessi giornalisti per deontologia non diamo rilevanza a questi episodi se non c'è un interesse particolare. Però c'è un grande però: se buttarlo in pasto al pubblico non è corretto, non parlare di questo disagio, del malessere che sta dietro, forse è ancora peggio. E soprattutto ce lo chiedono loro, di essere ascoltati. E allora sentiamoli. Vogliamo stare bene e questa è la nostra rivendicazione. All'apparenza potrebbe suonare banale, ma lo è davvero? Tornare ad essere umani in un mondo di orrori e brutture è forse l'obiettivo più radicale a cui possiamo aspirare. Col profondo desiderio di rivalsa che ci brucia in petto, noi studenti e studentesse delle scuole vogliamo prendere posizione contro quello che ci ritroviamo quotidianamente a vivere, spesso anche a subire. Pretendiamo che ci sia una educazione sessuaffettiva all'interno delle scuole, perché serve educare i ragazzi al rispetto, educare i ragazzi al consenso, perché è un problema, questo è il problema che sta alla base del bullismo. Se i ragazzi non vengono educati sotto questo punto di vista non c'è un rispetto all'interno delle relazioni interpersonali. La storia di Claudia e del bullismo che ha vissuto è purtroppo la storia di tantissimi altri giovani e giovane che non trovano supporto e il cui il malessere è troppo spesso non visto o sminuito. Questo perché il sistema educativo di oggi è orientato esclusivamente alla performività, alla competizione e alla produzione di lavori, invece che alla crescita di menti pensanti e comunità solidali. Ecco, quelli che avete sentiti sono i ragazzi del liceo Cutelli di Catania che il 20 aprile scorso, ad un mese dalla morte di una loro compagna, sono scesi in piazza, hanno chiesto loro di accendere i riflettori. Noi non entreremo in questa vicenda su cui sta indagando la magistratura, ci interessano questi ragazzi e tutti i loro compagni che dicono vogliamo stare bene. Ne parliamo con i nostri ospiti. Vi presento dunque Giovanni Rapisarda, direttore del reparto di neuropsichiatria infantile di Catania, benvenuto. In collegamento abbiamo Don Di Noto, presidente dell'associazione Meter. Benvenuto anche a lei, ci sente? C'è qualche problema con l'audio? Vediamo se ci sente. No, ecco. vi sento. Perfetto, perfetto. Salve, grazie. Grazie anche a lei. E poi Oriana Bisicchia, psicologa e psicoterapeuta, che tra l'altro sta seguendo uno sportello di ascolto proprio in una delle scuole di Catania. Benvenuta Oriana. Buon pomeriggio a tutte e tutti e grazie per l'invito. Allora, dottore Rapisarda, abbiamo sentito questi ragazzi che hanno veramente verbalizzato benissimo questo disagio, questo malessere, ma soprattutto dicono vogliamo stare bene. Intanto a tutte le famiglie che ci ascoltano, quali sono i campanelli d'allarme che possono appunto far capire che c'è una situazione sotto? Sì. Innanzitutto vorrei dire che più che sentirli dobbiamo ascoltarli e quindi applicarci molto ad ascoltare quello che loro vogliono dirci e il loro disagio. Rispetto ai segnali, ovviamente in adolescenza dobbiamo essere molto prudenti perché è una fase di passaggio, un'età in cui ci si sta trasformando e quindi molte volte il disagio è fisiologico, è normale, però ovviamente ci sono dei segnali che vanno colti. Innanzitutto trasformazioni anche improvvise del carattere, da giocoso, gioviale, un ragazzo, una ragazza che passa ad essere taciturno, introverso, chiuso, che si chiude nella sua stanza, che sono le cose tipiche che fanno gli adolescenti, d'altra parte, però che diventa una situazione di cesura rispetto magari a quello che è l'andamento normale di quel ragazzo, ovvero tanti altri segnali di disagio che possono essere proprio anche verbalizzati, oppure per esempio un calo di motivazione sia nella frequenza scolastica sia nello studio, sia nella frequenza di attività sportive che prima venivano fatte, tutta una serie di cose che parlano della tendenza a chiudersi, a isolarsi. Questi sono segnali da cogliere, che non significano di per sé che quel ragazzo è a rischio di atti autolesivi o quella ragazza, ma significa che c'è un disagio e va accolto e va
ascoltato, va lavorato, tra virgolette, e affidato anche in mani esperte attraverso delle consultazioni con persone che possono dare significato, spazio e anche intervento rispetto a quello che stanno vivendo i ragazzi. Tra questi campanelli di allarme c'è anche l'autolesionismo, certo. Cioè lo spiego, sono soprattutto le ragazze, tra l'altro è diffusissimo tra i giovani ma soprattutto fra le ragazze, cioè questa tendenza a farsi dei taglietti, a farsi anche delle bruciature, a farsi del male, questo può essere Sì, sicuramente un campanello d'allarme, ma voglio citare una cosa che mi disse una ragazza che venne nel nostro ambulatorio per atti di autolesionismo. Gli ho detto: come mai ti tagli? E dice: ma questa è una toppa che io metto sul mio dolore. Quindi significa... Cioè preferiscono sentire un dolore fisico? Sì, ma al dolore ovviamente psicologico, quindi significa che in qualche modo quello è un campanello d'allarme, ma molto visibile, molto concreto, che non bisogna assolutamente sottovalutare. Concreto se i genitori sono così attenti o diciamo se non sono troppo attenti gli adolescenti che si nascondono, certo, non lo mostrano. Tenderanno a non mostrarlo e a nasconderlo, però sicuramente c'è il modo per poter cogliere questo. Quello che è da raccomandare ai genitori è di stare accanto ai figli quanto più possibile, perché la presenza non invadente, non intrusiva, ma sicuramente attenta, è una cosa che i ragazzi, pur magari con la loro protesta adolescenziale, invece desiderano e vogliono, e non vogliono essere lasciati da soli, e quando hanno la possibilità di parlare, di esprimersi, sono ben felici di farlo, e noi l'abbiamo riscontrato spesso in attività dialogiche che abbiamo fatto nelle scuole e che continueremo a fare. Poi magari parlerò di qualcosa che è in ne progetto. parliamo tra poco. Intanto voglio andare da Don Di Noto, perché la vostra associazione Metere ha appena pubblicato un sondaggio sulle richieste giunte al vostro centro, al di là della statistica sui minori vittime di abuso, che poi è il vostro focus. Il dato che mi ha colpito è che il 44% dei campioni, quindi quasi la metà, dichiara apertamente la necessità di essere ascoltato. Sì, il dossier Fragili Voci è stato presentato il lavoro del Centro Meter Ascolto, che da più di 25 anni è in campo per l'ascolto delle fragilità e non soltanto delle fragilità. Però questo focus, questo dossier, che è stato anche fatto attraverso un questionario nazionale con più di 1000 studenti che hanno risposto, ha fatto emergere infatti che sono fragili voci che vogliono essere ascoltate. Il concetto dell'ascolto è un concetto fondamentale. Se dovessimo pensare all'ascolto, dobbiamo pensare che la parola ascolto in latino significa obbedire, obbedienza. Quindi forse noi adulti, quello che viene a mancare sempre di più in una società di grande comunicazione, di grandi social, che c'è un profondo non obbedienza alle parole altrui, e soprattutto non obbedienza alle parole che i nostri ragazzi, i nostri minori, i nostri bambini, anche coloro che sono neonati farfugliano. Io vorrei capire chi è capace di ascoltare il farfuglio dei neonati o del disagio che vivono anche da piccoli, e quindi di conseguenza questo dossier ha fatto emergere che il 44% degli intervistati, cioè coloro che hanno fatto vere e proprie il questionario, ha fatto emergere però anche un altro aspetto. Questa è la cosa più interessante: un'altissima percentuale ha fiducia a scuola nei docenti e in coloro che si mettono lì in un atteggiamento almeno compartecipativo. Cioè, in effetti questo dossier ha fatto emergere che, al di là delle criticità che la scuola italiana possa avere, comunque molti vedono che c'è un punto di riferimento, che è l'insegnante, che a volte è anche il bidello, che a volte anche è uno che è lì presente. Non a caso, quando con i fondi che a volte mancano vengono fatti gli sportelli di ascolto psicologico nelle scuole, noi in Metere siamo molto coinvolti in questo percorso di ascolto. Ecco, emerge una grande richiesta, cioè i nostri ragazzi vogliono essere ascoltati. Lei ha citato molto bene la questione legata
al suicidio, ma il suicidio si tenga presente che sta vivendo un'esperienza drammatica. In Sicilia soltanto arriviamo quasi a 300 suicidi ogni anno, e questo veramente pone in essere tante questioni e tante problematiche. Allora, Ascoltare lei fa ha bene, fatto e il buon riferimento... senso dell'ascolto Sì. parte ovviamente dagli adulti, dalla famiglia e da chi è tutore o anche rispettoso nella tutela dei nostri ragazzi. Intanto passa in sovraimpressione questi numeri di ascolto, queste linee a cui chiunque ci ascolta può rivolgersi, sia che siate minori, adolescenti, giovani o anche le stesse famiglie. E anche potete inviare messaggi al nostro numero 342 745 5005. Don Di Noto ha fatto riferimento a questo dato significativo, cioè di una grossa percentuale, il 72% di giovani che hanno fiducia nella scuola, e questo ci porta ad Oriana Bisicchia, psicologa e psicoterapeuta, che grazie ad un progetto sta svolgendo proprio questo ruolo di sportello di ascolto nelle scuole, forse più che mai necessario in questo momento, ma che è un progetto, quindi come tale ha un inizio ed una fine, perché non ci sono gli psicologi, diciamo, per legge da assumere nelle scuole. Forse questa è una carenza che dovrebbe essere prima o poi colmata dal governo. Oriana, dunque chi si rivolge al vostro sportello? Come si instaura questo rapporto? Chi viene a cercare queste orecchie che li ascoltano? Allora, rispetto allo sportello, una precisazione: quest'anno io sono stata in più scuole attraverso progetti che si sono rivolti più alle classi, poi negli anni precedenti ho fatto diversi sportelli d'ascolto, quindi raccogliendo una fascia d'età sia dalla prima infanzia che all'adolescenza, quindi un target ampio che si scontra un po' poi con il fatto che chiaramente, come diceva bene lei, questi progetti hanno un inizio e una fine. Infatti quello che mi piacerebbe dire è che i fenomeni come quelli che abbiamo citato, l'autolesianismo e il suicidio, non sono fenomeni improvvisi o inspiegabili. E questo mi porta a dire quanto sia importante lavorare sulla prevenzione, non solo in un'ottica emergenziale. E lavorare con la prevenzione significa anche appoggiarsi a quel dato che ci dava anche Don Di Noto, proprio sulla figura dell'adulto. Cioè è vero che i ragazzi e le ragazze vanno ascoltati, e io vi porto le loro parole. Alla fine di questo progetto, ad esempio, un gruppo a cui abbiamo chiesto di realizzare un lavoro era un progetto sull'educazione alle differenze, all'affettività, al contatto con l'altro. Hanno fatto un lavoro di gruppo in cui c'era una frase, era anche artistico, perché su una tela hanno fatto un dipinto e c'era scritto: chi sono quando nessuno mi guarda. E questo ci dice tante cose, quindi io porto le loro parole di adolescenti che, come è stato già detto, hanno bisogno di essere ascoltati, hanno bisogno di essere guardati, che forse non sanno chi sono quando non sono ascoltati, ma anche che vanno guidati, mi viene da dire. Diciamo, da adulti responsabili forse dobbiamo andare tutti anche nella stessa direzione per poter essere presenza non invadente, come è stato detto, però presenza vera, che poi va a guardare quelli che sono i bisogni fondamentali, quelli che stanno in profondità, come quello di essere ascoltato, visto, come il primo ascolto può arrivare appunto dalla scuola, forse ancora prima che dalle famiglie. Vi interrompo perché ascoltiamoli questi giovani. Ho raccolto un altro intervento che ha raccolto in realtà la collega Eva Spampinato ancora durante quella protesta messa in atto dai giovani del liceo Cutelli di Catania un mese dalla morte di una loro compagna. Sentiamoli. Un sintomo mette in luce la punta di un iceberg che per l'ennesima volta ci mostra un problema sistemico. Le scuole, che dovrebbero essere luoghi di crescita, ascolto e inclusione, sono strabordanti di dinamiche tossiche a cui non si cerca rimedio. Sono sempre più frequenti forme di violenza invisibile che incidono profondamente su chi le vive. Isolamento, emarginazione, pressioni psicologiche, umiliazioni, insulti e minacce. Allo stesso modo sono diffuse e tangibili forme di instabilità emotiva che si concretizzano in atteggiamenti tanto comuni quanto sofferenti.
Il rifiuto e la paura di andare a scuola, il disagio del pensiero di affrontare un'interrogazione, il votocentrismo, l'ansia sociale e gli attacchi di panico. Il silenzio delle istituzioni normalizza queste dinamiche e contribuisce a renderle accettabili, quotidiane e invisibili. Ma quante ne conosciamo? Quanti e quante di noi compagni soffrono ogni giorno a causa di esse? Questi sono ragazzi che non hanno neanche 18 anni, che hanno una grande lucidità e anche nel mettere sotto accusa la scuola, perché parlano di ragazzi che hanno anche paura di andare a scuola, della pressione, di dinamiche tossiche. Sì, sembravano abbastanza consapevoli sia dei processi a cui sono sottoposti, sia dei disagi che vivono e del silenzio che c'è attorno a questo. Mi ha colpito poco fa la ragazza che diceva noi siamo visti se siamo performanti, se non siamo performanti non valiamo molto. Ecco, questo è un errore grosso che può fare la scuola, quello di pensare che va tutto bene quando vanno bene a scuola, mentre c'è tutto un sommerso che va evidenziato. E un'altra ragazza diceva è importante che noi impariamo l'educazione affettiva ed emotiva e sessuale a scuola, cioè significa che cominciamo sin dalla scuola ad apprendere come relazionarci con gli altri e quindi anche ad esprimere il proprio disagio, i propri sentimenti ed è difficilissimo spesso per questi ragazzi farlo e farlo in maniera libera, tante volte si vergognano dei loro sentimenti, sono portati a nasconderli e a non esprimerli soprattutto agli adulti e spesso l'atteggiamento degli adulti non è quello di accompagnatore responsabile, ma quanto quello giudicante. Questo qui poi crea un grosso distacco dai ragazzi e grosse perplessità e quindi anche grande sofferenza. Ecco, tra i campanelli di allarme di cui parlavamo prima Sì. c'è anche questa, che comincia questa altalenarsi, andare a scuola un giorno sì, un giorno Sì, no. quello può essere un segnale, ovviamente noi diremmo è un segnale aspecifico, che diventa specifico se rapportato alla storia individuale di ciascuno, quindi va rapportato chi è quel ragazzo, qual è il suo percorso, qual è il suo contesto familiare, il suo contesto sociale, che sono tutti fattori che incidono. E sicuramente quello che stiamo dicendo sin dall'inizio, attraverso questa carrellata di esperienze dei ragazzi stessi, la scuola non può non avere un ruolo centrale, Certo. perché è un posto dove i ragazzi passano la maggior parte della loro giornata e la maggior parte del loro anno e quindi è molto significativo e si deve nutrire, come diceva Don Dinoto, di figure che possano essere credibili e affidabili per i ragazzi, di cui possono avere fiducia, appunto. Don Dinoto, l'ha sentito questo ragazzo? Cioè anche parlava di punta dell'iceberg, loro stessi. Sì, certo, ogni ragazzo esprime se stesso innanzitutto, nella profondità delle parole e dall'altra parte, vivendo con gli altri suoi coetanei, esprime, da una parte vorrei vedere anche la bellezza della vita, cioè in fondo il grido, quando uno grida, significa che è vivo, cioè che richiama la possibilità di non affogare, ecco, in questo mare magnum diseducativo, in questo mare magnum di violenza, in questo mare magnum in cui c'è la negazione propria della vita stessa. È incredibile la voce del ragazzo quando esprime che nella scuola, luogo educativo, luogo di rispetto, luogo della tolleranza reciproca, accadono i fatti perché ci sono gli stessi coetanei che fanno accadere i fatti. C'è una deresponsabilizzazione da parte del mondo adulto. Vedete, queste problematiche, lo sappiamo tutti, chi vive dentro queste problematiche, sono segnali che sono partite 30-40 anni fa, come quando una bomba atomica che scoppia in una città e nessuno informa che c'è stata e ci sono le radiazioni. Ecco, dopo 30 anni che si moriva di leucemia o di problemi legati alle radiazioni, ma dopo 30-40 anni, e quindi stiamo in un certo qual senso tentando di dare delle risposte. Mi ricordo anni fa, per 10 anni la Chiesa italiana si è impegnata per il progetto educativo, ne parlò anche Papa Francesco, parlando in un'area molto pesante di catastrofe educativa, e ancora oggi ne parliamo con la
questione della delega agli influencer digitali, all'incontrollabilità di poter vivere un'esperienza di vita serena. Allora c'è una bellezza da una parte che dobbiamo sempre continuare a difenderla, perché i nostri ragazzi sono l'oggi, al di là che possono essere il futuro, e credo che ognuno di noi deve fare la sua parte. Lo diceva il beato Don Pino Puglisi, che ognuno faccia la sua parte, la faccia bene, la faccia senza strumentalizzazioni ideologiche se possibile, ma che indirizzi il cuore di questi ragazzi fragili, molto fragili, ecco, ad una maturità della vita che non è piaggeria quello che sto dicendo, ma è proprio un vero e proprio investimento culturale, una rivoluzione nuova e una rivoluzione a dei nostri coetanei che già sono i millennials, cioè sono coloro che hanno avuto l'impatto anche per una instabilità cognitiva che vengono dal mondo del digitale. Non dimentichiamolo, oggi alla nuova sfida per i giovani, non soltanto i giovani, dell'intelligenza certo, e proprio artificiale. su questo, Don Di Noto, è intervenuto qualche giorno fa il vescovo di Siracusa, Francesco Lomanto. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, lo sentiamo subito dopo. Allora, sulle tematiche di cui ci stiamo occupando è intervenuto proprio pochi giorni fa durante la festa di Santa Lucia a Siracusa l'arcivescovo Lomanto. Sentiamolo. Ci troviamo ad affrontare un momento di grande difficoltà sia per gli adulti che per i giovani, aggravato in particolar modo da una certa incomprensibilità dei linguaggi fra le generazioni. La nostra festa è velata di grande tristezza per la prematura morte di giovani che si tolgono la vita. Un male oscuro li aggredisce. Come comunità cristiana e civile dobbiamo interrogarci: dove abbiamo sbagliato? Ciò che accade anche a uno dei nostri giovani è responsabilità di tutti. Siamo chiamati a stare vicino ai giovani e ai ragazzi per tentare di comprenderne il linguaggio, a volte fatto di silenzi, ma che sono grida d'aiuto che talora non riusciamo ad ascoltare. Stiamo annegando nelle sabbie mobili dei social, che hanno rubato il posto all'incontro costruttivo e vitale. Un vero dramma sta logorando la nostra umanità, rendendoci schiavi di invenzioni che affascinano la mente ma svuotano il cuore e nello stesso tempo conducono a un pericoloso isolamento autolesionista. È urgente invertire la rotta. Urgente invertire la rotta, dice il vescovo di Siracusa Francesco Lomanto, un impegno difficile che naturalmente chiama in causa tutti, famiglie, scuole e istituzioni. Riparto da Oriana Bisicchia, raccomando a tutti gli ospiti adesso di essere molto brevi perché il tempo è finito. Il vescovo parlava delle sabbie mobili dei social, tornano questi algoritmi, queste TikTok, anche forme di suggestione fra i ragazzi? Sì, chiaramente non dobbiamo commettere l'errore di demonizzare i social, ma educare a un uso consapevole. Chiaramente espongono a tanti rischi, uno di questi è il fatto di, a volte, come dire, è come se il dolore, l'esperienza della morte, lo vediamo nelle challenge, un po' si staccasse dall'esperienza proprio del reale, tutto è sullo schermo e quindi tutto è anche quasi più possibile, come dire, la morte perde del suo odore, del suo sapore, proprio della concretezza dell'esperienza, cosa che fa perdere anche un po' il contatto con la realtà e anche è come se non si potessero poi percepire bene in profondità le conseguenze anche delle azioni che si compiono, che poi diventano gioco, diventano altro e non danno spazio invece
alla dimensione reale, al contatto profondo con l'altro, al contatto con se stessi, che oggi manca tantissimo. Più che forse invertire, io userei un termine che è controbilanciare proprio le cose che stiamo perdendo oggi, le cose che sono eccessive oggi, nelle condizioni sociali di oggi, con la possibilità di offrire delle esperienze che vanno a recuperare tutte le cose che stiamo perdendo, proprio i funzionamenti di fondo che sono la calma. Si parlava di performatività, ma un eccesso di Contatto stimoli con la continui. natura, possibilmente anche. Contatto con la natura, viviamo in una grandissima precarietà dove è terreno fertile per la paura, per questa sensazione che tutto può finire subito, e questo non fa nemmeno crescere i grandi ideali, i valori, come le utopie, no? Anche un po' questo atteggiamento del ragazzo, che poi sono quelli che più si espongono chiaramente di fronte magari a un'esperienza diversa rispetto ad altri ragazzi e ragazze. È una sfida difficile. Giovanni Rapisarda, c'è poi un concetto che è anche diffuso tra i giovani, che sono a volte esperti, no? Conoscono la terminologia medica, conoscono i farmaci che vengono dati, si informano proprio grazie a queste chat su TikTok e con degli pseudo-influencer, e fra i concetti che circolano, di cui sono molto familiare, c'è anche quello di pensieri intrusivi, cioè loro sentono questa sorta di pensieri ossessivi. Che cosa sono? Questi pensieri intrusivi sono figli di due possibilità: o dell'ansia, come diceva la dottoressa Bisicchia. Se c'è un vissuto così angosciante, ansioso di base, ovviamente si può trasformare in una ruminazione di pensieri che lasciano lo spazio all'angoscia, all'incomprensibilità e anche all'incapacità di dare un nome a questa sensazione così spiacevole. E l'altro vissuto che porta pensieri intrusivi può essere il vissuto traumatico, che non necessariamente è il grande trauma, il terremoto piuttosto della guerra, lo scoppio della bomba, ma anche il trauma relazionale, questa impossibilità ad essere ascoltati e attenzionati da coloro da cui si vuole l'attenzione. E anche questo diventa fonte di pensieri intrusivi e di ruminazione della serie: ma io sono a posto oppure c'è qualcosa in me che non va? E poi bisogna dire, sì, diceva la dottoressa Bisicchia, non demonizziamo i social, però è vero che se un ragazzo una volta clicca suicidio, l'algoritmo da allora in poi lo bombarderà di notizie che riguardano questo tema, e quindi si crea un circolo vizioso. Certo, assolutamente. E ovviamente questo uso, come diceva, che non è consapevole e attento, espone i ragazzi, soprattutto quelli più fragili, perché il problema poi è quello che esiste una larga fascia della popolazione giovanile che ha un'intrinseca fragilità e che è esposta a noxe patogene importanti come possono essere queste, esplode in disagi che possono essere anche estremi. Lei citava come seconda causa di morte gli incidenti stradali, ma anche quelli sono una forma di suicidio, perché spesso è una scarsa salvaguardia di sé. Certo. Don Di Noto, velocissimo perché siamo in chiusura, un'ultima riflessione. Ma innanzitutto volevo dire che non sono soli. Il centro Meter Ascolto ha un numero verde, l'800 45 52 70, è un numero gratuito che possono eventualmente utilizzare per informazioni, aiuti, sostegno di vario tipo, soprattutto legati alle fragilità umane dei nostri minori e anche alle questioni degli abusi, ovviamente. Dall'altra parte però volevo dire un'altra cosa riguardo ai social. Assolutamente non bisogna mai demonizzare queste bellissime piazze, ecco, dove ognuno può vivere delle relazioni anche se non può vivere la community, la comunità. È anche vero però che i nostri cari responsabili dei server provider, i potenti del mondo della comunicazione, hanno delle grandi responsabilità per l'utilizzo degli algoritmi che vanno a incidere profondamente nella vita dei nostri ragazzi, e non soltanto dei nostri ragazzi ma delle persone vulnerabili. Hanno responsabilità così gravi che in effetti oggi stiamo vivendo una grande crisi per quanto riguarda la questione dei social, l'iscrizione, la dipendenza, le influencer che possono generare motivi negativi della vita, e non possiamo noi permettere che i nostri ragazzi possano vivere nella bellezza
stessa dell'adolescenza, sì certo problematiche relative come tutti a queste età, ma è anche vero che dobbiamo innestare, come ha detto bene il dottor Pisarda, dobbiamo innestare veramente la profondità e la bellezza di una vita che deve essere vissuta, nonostante Oriana, tutto, anche se isolati o nell'isolamento, è necessario punti di riferimento, quello che oggi manca. Sapete, spesso dico una frase: oggi abbiamo tanti bambini orfani con genitori vivi, e credo che questo forse per me è la sintesi di quello che voglio dire. Grazie Don Di Noto. Oriana, anche a te raccomando velocità e brevità. Io non posso che appoggiare quello che è stato già detto, fare sentire forte la presenza degli adulti e soprattutto ricordare che c'è ancora una possibilità proprio di contatto profondo con l'altro reale, quindi stare molto nella concretezza dell'esperienza che può dare pienezza alla vita, perché poi in fondo chi commette un atto così estremo come quello del suicidio è come se non immaginasse più delle alternative possibili. È responsabilità di tutti noi farle vedere queste alternative possibili e costruirle ogni giorno. Grazie Oriana. In chiusura c'è un progetto originale e innovativo che state portando avanti. Sì, lo faremo insieme ad altri dipartimenti di salute mentale della nazione, che coinvolge i ragazzi stessi. Noi pensiamo di peer education, noi pensiamo che nell'ambito del disagio mentale, alla pari, tra pari, cioè i sensori migliori spesso per cogliere il disagio dei ragazzi sono gli altri ragazzi, quelli consapevoli come quelli che abbiamo visto, che vogliono darsi una mossa e che vogliono uscire da questo isolamento, che possono cogliere bene, ovviamente con la supervisione degli adulti e degli esperti, quello che è il disagio dei loro coetanei e anche trattarlo e lavorarlo, ovviamente con un lavoro che necessita formazione, impegno sia da parte degli esperti sia da parte delle scuole. Sì, è una proposta davvero interessante. Allora noi ci fermiamo qui, questo è un problema naturalmente complesso che ha tante cause, non ci sono ovviamente risposte semplicistiche, non basta vietare i telefonini a scuola che sarebbe troppo semplice. Ci fermiamo qui, grazie ai nostri ospiti, il dottore Giovanni Pisarda, direttore di neuropsichiatria infantile, Don Di Noto dell'Associazione Meteo, Oriana Bisicchia, psicologa e psicoterapeuta. Grazie naturalmente anche a voi che ci seguite da casa.